Sicuramente comunque c'è un calo delle persone, ma non così significativo. È significativo secondo me per vedere una città meravigliosa, non capita così spesso, per cui insomma non so quanto dura, ecco. Che Venezia sia più suggestiva e affascinante nei periodi con meno visitatori è opinione diffusa e ampiamente condivisa, ma la folla di giornalisti internazionali che su invito dell'Associazione Albergatori sta visitando in questi giorni la città, arrivata anche a Cafarsetti per il bilancio 2019 della Polizia Locale, è qui proprio perché i turisti ritornino, perché i loro reportage da Venezia invertano il calo di presenze registrato dopo la quarta di novembre, alla quale ora si sommano gli effetti della psicosi coronavirus. Senz'altro poi si sono rallentati i voli, nella Cina sono stati cancellati i voli europei, senz'altro inciderà. Va presa anche come un vantaggio per tutti quelli che non troveranno più di tante persone. È evidente che gli operatori sono anche preoccupati perché fanno i budget e non hanno considerato che potessero arrivare tragedie del genere. Però è anche l'occasione per i clienti per trovare magari dei prezzi più economici. Il problema principale rimane comunque la profonda impressione che hanno destato nel mondo le immagini della quarta di novembre, i cui effetti si stanno ancora facendo sentire persino sotto Carnevale, tanto che l'assessore regionale al turismo Federico Caner ha suggerito al comune lo slittamento dell'entrata in vigore del famoso contributo di sbarco da 3 euro previsto a luglio. Quello che viene ripetuto anche ai giornalisti stranieri a Cafarsetti è che raccontino nei propri paesi come Venezia sia una città sicura. Capisco le persone che hanno bisogno anche di essere come si dice, tranquillizzate e spiegate, però diciamo che quella situazione è durata 10 giorni, perché poi la gente già la notte stessa era lì che asciugava, aggiustava, e chi l'ha fatto tutti insieme, proprio tutti, non c'è una persona che si è tirato indietro, istituzioni comprese. Per l'Italia è un po' un miracolo, l'Italia di solito quando di fronte a questo riesce a dare il meglio.